Buonasera a tutti amici di GD Ferro Team. Stasera siamo all'Hotel Fior a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Assisteremo alla sfilata di alta moda Frammenti di Fashion Lady Eventi di Giulio Romi. Quindi rimanete lì e cominciamo! Soprattutto sul risotto, mi confermate? Confermato, quindi il risotto grande successo questa sera. Ma intanto partiamo, descrivendo un po' quello che abbiamo visto come super anteprima, trucco e parrucco. Abbiamo avuto il piacere di avere nel backstage Maria Luigia Minato e ancora Alessia Manzardo, Marisa Covo, Alice Tarè, Sara Tognolo e quindi insomma tantissime professioniste che ormai ci seguono costantemente. Buonasera, un applauso a Jessica che viene qua. Adesso facciamo girare un po' le ragazze anche giustamente per coloro che sono di là. Giratevi dalla parte del pubblico che è di là così vi vedono anche dall'altra parte. Questa è solo un'anteprima, quindi tra poco iniziamo la sfilata. Abbiamo tante stiliste. Abbiamo tantissimi stasera, quindi sarà una serata carica, ma sicuramente non scontata e non noiosa, perché le nostre serate sono però lunga non è lunghissima, perché state tranquilli, ce la fate siamo sicuri. Ci penso io a far uscire le ragazze. Allora, io mi auguro, noi ci auguriamo che vi divertiate, facciamo un applauso anche ad Alessandra che ci ha ospitato questa sera. E direi alle ragazze che possono rientrare con un bel applauso, grazie alle parrucchiere, alle stiliste e naturalmente anche alle truccatrici e modelle che possono rientrare tranquillamente. E adesso si inizia ufficialmente.
super affezionato dei nostri eventi, ormai in presenza costante, presenta la collezione Crazy Walls 2024 e quindi godiamoci tutta questa fantasia e questa libertà con la moda di Stefano Casagrande, Crazy Walls 2024.
ci avviciniamo in area hot. Vai. Perché andiamo alla lingerie con Manichini Style di Giovanni Marigo, perché l'intimo non è più solo un completo da nascondere, ma bensì da mettere in mostra. E quindi con questo Manichini Style spera di stupirvi e non ci resta che ammirarlo in passerella. sessualità, artigianalità, dettagli, pizzi, piume, di tutto e di più. Ancora un bel applauso per Giovanni e la sua bellissima collezione. Allora proseguiamo con la moda, questa volta vado a presentarvi Micaela Birta Abiti. La stilista Micaela Birta presenta la sua nuova collezione casual di tessuti e stili diversi tra loro che si può indossare sia di giorno che di sera, quindi in ogni occasione, che danno soprattutto leggerezza e comodità. E quindi in passerella la moda di Micaela Birta.
Un bel applauso anche per lei. E noi siamo prontissimi a continuare anche con la prossima stilista. Con lei condivido il nome, infatti lei si chiama Jessica Turk in questo caso e rappresenta insomma il suo atelier, che è Atelier Madé. L'Atelier Madé presenta Iconica, una collezione pensata per offrire nuove forme, nuove linee mediante l'utilizzo di pochi tessuti ma ricombinati tra loro. E quindi in passerella la moda di Atelier Madé di Jessica Turk. Possiamo presentarla come si deve, Jessica Turk con la sua linea iconica, eccola qui. Gran finale tra l'altro con l'abito da sposa. Continuiamo con Roberta Le Particulier. Roberta, devo dire, ha una grandissima
appassionata di moda sin da giovanissima e infatti già a 19 anni lei aveva le idee molto chiare, ma diciamo che il suo momento più importante della vita è nel 2003 e quindi ora in passerella la moda di Roberta Le Particulier. E questa è la moda di Roberta Le Particulier, degli abiti da vere dive. Ecco qui Roberta. Ricordo che il negozio di Roberta si trova in centro storico a Vicenza, quindi potete andarlo a trovare lì e con tutta la sua esperienza saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Ancora un bel applauso alla nostra Roberta Le Particulier. Ed ora noi proseguiamo la nostra serata e parliamo di gioielli e vado a presentarvi Glory Lee Gioielli. Glory Lee con i suoi gioielli in pelle è garanzia di vera artigianalità, creatività e esclusività e io ringrazio Gloria per aver impreziosito
anche nei look di questa sera. Infatti lei è l'unica creatrice di Glory, con un tocco di personalità tutta chiamata Glory, e quindi lascio a Glory Gioielli la passerella.
artigianali in pelle di Glorilli. Ecco qui un bel applauso a Gloria, la creatrice di queste vere e proprie opere d'arte. Grazie ancora a Gloria, alle nostre modelle. Ed ora proseguiamo con la moda e rivediamo. Infatti chi ci dice che i costumi sono solo per l'estate? Perché non possiamo sognare il caldo anche adesso? Infatti per una giornata rilassante alla spa magari, o un viaggio, una vacanza in programma per fuggire proprio in un luogo esotico. Per questo Juicy Store propone una moda mare alternativa, composta da completi sfiziosi in camoscio, frange, nappe in cotone lavorato a maglia ad uncinetto per mostrare il lato affascinante. E quindi ci godiamo la moda mare di Juicy Store.
portava spesso nel suo negozio di tessuti, lussuoso per quei tempi, collocato nel centro storico di Padova. Tra Monclio e tessuti era circondata da un mondo bellissimo, di cui voleva far parte fin da allora. Attraverso i suoi capi, quello che lei vuole trasmettere è il concetto che ogni persona è unica, grazie allo stile e al gusto dell'abbigliamento, ispirandosi ai vari aspetti della natura, dell'arte e a tutto ciò che trasmette bellezza. Questa sera i capi che vedrete sono dedicati a suo fratello, sono capi particolari e unici come le persone che li indossano e, citando la grandissima Coco Chanel, la moda passa, lo stile resta. E quindi in passerella la moda di Elena Violato.
Pellicceria Bertuccio di Colusso Manuela e Silvia, che nasce a Treviso nel 1995 e da anni realizza capi in pelliccia, pelle e tessuto di ottima qualità. Quindi non mi resta che lasciare spazio alla moda della Pellicceria Bertuccio. Pellicceria Bertuccio, un bel applauso per Manuela e Silvia, eccole qui con le nostre modelle e le loro bellissime pellicce. Vi ricordo che anche loro sono proprio un orgoglio trevigiano. Ancora un bel applauso per loro, grazie mille. Ed ora
Un grande applauso per tutta la magia della sposa di Tati. Finiti, abbiamo qui Tatiana, eccola qui. Vieni, Tatiana, vieni, prenditi tutto il tuo applauso, ci hai regalato la magia del gran finale questa sera. Grazie ancora Tatiana, ancora un bel applauso per te che hai chiuso la nostra serata dedicata alla moda di questa sera. Ed ora, se Giulio mi raggiunge qui al centro. Ora adesso siamo al termine, adesso faremo uscire tutti e con i saluti finali, quindi abbiate pazienza ancora andiamo a dormire, qualche minuto in modo da fare i saluti finali, per ringraziare le stiliste, fare un paio di foto di gruppo. Fate finta che io sia Brad Pitt, guardatemi, ok? Bel sorrisone, un grande applauso, grazie a tutti, buonanotte! E si conclude così questa serata, passata tra moda mare, intimo, pellicce e abiti strepitosi di alta moda. Quindi noi concludiamo qui la serata e ci vediamo alla prossima. Ciao!